Buondì a tutti, padovane e padovani, signore e signori, e anche a chi che non è padovan, che magari le arriva qua perché ha voglia di imparare qualcosa di nuovo. Camillo Semenzato è stato un storico dell'arte importante per Padova, ma anche per gli studi veneti in generale. Egli era del 1922 e le è venuto a mancare nel 2000. E ha scritto racconti libri in italiano, ma pochi si ricorda che il anche ha scritto in padovan. Una delle sue fadighe in lingua è sto libretto qua, I monumenti de Padova, illustrai da Semensato, con stampe de Piero Chevalier, pubblicata per edizione del Folpo nel 1982. E se de descrizioni simpatiche, non stai aspettarve paroloni intrigai, non stai aspettarve discorsi massa tecnici, se letture simpatiche che ho pensato di lesare quando che ho tempo e voglia, per arrivare a fare una specie di audiolibro. I tempi presenti noi mi sembra particolarmente felici. Ogni dì si parla di guerra, che c'è sempre discorsi di disastri che si drio venire avanti, e ni altri potrissimo fare una specie di Decameron di Boccaccio e contarsela intanto che al mondo che passa sto coera che ga indosso. Mi ho pensato di esontare al libro sta introduzione che ho visto chiamarla impropriamente proemio, pensando a che invocazione che i poeti della classicità i faceva alle divinità perché aiutasse a arrivare alla fine dei suoi lavori in versi. E insomma anche a me che domando aiuto a Giove, Giunon, a Bacco Imbriagon e via discorrendo, in maniera che tegna botta fino a fine del libro. Se vediamo la prossima volta, se vi voglia, per la prefazione di Camillo Semenzato, e dopo andiamo avanti con tutti questi altri capitoli, e grazie, e se vi voglia iscrivete al mio canale. Ciao a tutti!